Lindo Studios presenta. Siamo in Toscana, non dimentichiamolo, Dino il finocchino fiorentino ormai ha fatto il suo ruttino, non so che lo doveva fare, e adesso andiamo a ruota libera, sì, ecco, bravo, finalmente è arrivato il suono che aspettavo, ed era quello del tutto, come si chiama questo? Bel nome veramente, guarda, veramente vorrei, sì, no, però è peccato perché c'è un nome che si adatta a qualche situation, sì, Pronto? Pronto signora, c'è Albo? Albo è nel cimitero. Mamma mia, c'era come fuoco le figurine. Albo è 19 anni. 19 anni, ora d'agosto. Ora d'agosto. Purtroppo signora, io non so dove mettere le figurine, questo è il problema, capito? Perché io ho tutte queste figurine, ho la collezione completa, voglio dire, ma senza Albo, mi capisce, no? Mi dispiace davvero, guardi, mi dispiace per lui, mi dispiace per lei, ma anche per me mi dispiace. Io non so come fare perché non se ne trova più. Albo come lui non se ne trova più. È vero? Davvero? Dove trovo un altro Albo? Sicché, dove l'appiccico ora? No. È un problema signora. Faccio un po' alla meglio. Deve fare un po' alla meglio, va bene? Sì. Signora, cercherò insomma, certo Albo è un'altra cosa, sai, con l'albo è una cosa, senza Albo, vero? Si mette che è deceduto, è già tanti anni. Sì, è deceduto. Sì, no, lo so, ho capito, ma il problema, tanto lui ormai sta bene, lei anche perché è una signora viva ancora, una vedova. Ma volevo dire, ma sono piena di dolori, non ce la faccio nemmeno a camminare. Ha ragione signora, però sa, almeno lei è viva, è sopravvissuta, no? Ha vissuto tanti anni più di lui. Ma volevo dire, il problema sono le figurine, il mio problema in questo momento sto scervellandomi su come fare con le figurine. Insomma, no, lei non può mica far nulla, per carità, anzi la ringrazio e mi scuso per il disturbo, signora. Davvero, No. lei personalmente? Sì. Cercherò un altro sistema. Grazie signora, arrivederci. Ecco, ora tu mi hai detto te come si fa senza Albo. Ecco. Ma io non lo so ragazzi, ma è dura, cioè, tu c'hai tutte le figurine, magari tu c'hai l'albo o non c'hai le figurine, tu c'hai le figurine o non c'hai l'albo, ecco, questo è il grosso problema a volte, no? Ecco, come tu c'hai pane e non c'hai dente, o c'hai dente e non c'hai pane. Lo so, dal 19 avevo saputo, poi, l'albo di 19 anni fa, dove tu lo trovi ormai l'albo? Ormai non lo trovi più. No. Vabbè, metterò una scatolina. Pronto? Sì? Oh, buongiorno signora. Buongiorno. Senta, che c'è a Adelago? No, Adelago non c'è. Madonna ragazzi, dov'è? Porca miseria. Davvero? No. Porca miseria. Davvero? È vero sì. Porca miseria. Davvero? Lei non me l'ha detto, ma ho capito lo stesso, sa? Ma chi è lei? Come fa ora? Ma chi è lei, scusi? Sì, io devo fare lo sci d'acqua, capito? C'ho il motoscafo, c'ho gli sci, c'ho ogni cosa, c'ho anche chi mi porta. Ma guardi, se c'è Adelago, è sbagliato, guardi, allora senza Adelago c'è poco da fare. Sulla fiume non si può fare, sulla de mare, se il mare è mosso, ci vuole proprio la de lago. Ma mi ascolti sì, un po' per favore. la mi dica. Non è questa... Ma da quanti anni? Già una decina d'anni. Una decina d'anni, ecco. Ma lei... Sì. No, perché io prima cercavo l'albo, anche l'albo niente da fare. Adelago, nulla, io non posso fare nulla, dove mi giro, Ma guardi signora, mi scusi tanto, prego. Con fruttanze, arrivederci. Ma allora dove sono andati a finire questi poveromini, O come mai nel loro nome, il loro destino, cioè nomi un po' strani, sì, certo, Albo, Adelago, proviamo con questo,
però ci avete una bella fantasia, voi toscani, come voi toscani? Sono toscano anch'io, anzi, più che toscano, io sono toscanissimo, Firenze, qui non siamo proprio a Firenze, ma in questi posti hanno delle fantasie su nomi, guarda che è Albo, come fa a chiamare uno Albo? Pronto? Pronto? Pronto signora, buongiorno. Chi parla? Adama. Cosa vuole? Sono Adama, vorrei parlare con Evo. No, non c'è Evo, guarda, è E quando... morto Evo. Anche lui? Sì. Ma porca miseria. Era... Ma da quanto tempo? Sono 5 anni. Oh, 5 anni, si va sempre a calare però. 19, 10, 5... Senta signora, ma mi dispiace, io sono Adama. Che peccato. Volevo incontrarlo, Evo. Lo so, è un uomo medio Evo. Arrivederla signora, buongiorno, con flunquinzanze. Ma io non lo so ragazzi, no, non è possibile. Albo è morto a 19 anni, poi abbiamo Adelago, è morto da 10, Evo è morto da 5, però si va a scalare, piano piano se ne trovano vivo, prima o poi Evo, voglio dire Evo, ecco, Evo. Proviamo con questo. No, non rido sui morti perché tanto poi si muore tutti. Per cui insomma, in effetti loro stanno già a posto, già fatto, già dato, tutte queste mogli vive. Ah, bene, Evo. È un bel nome anche Evo, lei era Adama, giustamente, no? Per contrapposizione. Pronto? Ilo! Sì. Lo sapevo che prima o poi trovavo uno vivo, lo sapevo, porca miseria, 19, 10, 5, ora toccava al vivo. Sì, Ilo, come stai Ilo? Oh, chi sei? Ma chi parla? Ilo, che lo ma un bacino? Ma chi parla? Scusa Ilo, sai che cos'è l'Ilo? La regione iliaca, no? Senti, Ilo, ascolta. Dimmi. Come stai? Ma non t'ho capito chi Ma sei. stai bene o sei lì? No, ti sento bene, ti sento piuttosto in forma. Pronto? Pronto? Sì? Come mai è arrivata lei, signora? Stavo parlando con Ilo. Ma chi sei te? Come ha detto? Chi è lei? Chi sei te? Cioè, non ho capito, lei ha un po' di problemi, cioè non è decisa nelle sue espressioni linguistiche. Dimmi. Ma con chi devo parlare io? Con Ilo o con la moglie? No, ditemelo. Ma scusa, se... Ditemelo, no, Ilo sei te. Se te non ti presenti, io mi faccio sapere chi sei. Giusto, no, che è giusto. Io mi hanno dato 3 nomi che ci posso fare, sì, davvero, sono Albo, Adelago, Evo. Sì. Allora se vuoi da me? Cosa voglio da te? Perché tu sei così sgarbato, cosa vuoi da me? Dio mio, io sono molto gentile, mi sto rivolgendo gentilmente, cosa vuoi da me? No, ma scusa, la prendi larga, non so che cosa c'è, perché quando io chiamo una persona, vado subito al sodo. Guarda, certe volte mi capita anche stretta, ma io credo che te tu sia un imbecille, guarda, abbi pazienza. Sì? Ilo, finalmente ti sei svegliato. Sì. Forza Ilo, dai Ilo, ce la fai, dai a restare vivo prima della moglie, dai, più di più. Pronto Ilo? Sì, per me anche questo è sulla strada. Però Ilo mi piacerebbe chiamarlo, perché è così carino nei miei confronti, così gentile, così dolce, delicato, che vorrei proprio sentire ancora la sua voce così leggiadra. Sì, Ilo. Ma andiamo Ilo. Ilo non si fa sentire. Ilo non torna. Ilo è andato e non torna più. Secondo me potrebbe anche tornare. O forse sua moglie. Chissà. Ilo era vivo. Chi l'avrebbe mai detto? Vero? Lo so. Perché a volte dice Ilo. Vabbè, lo so. Vabbè, no, d'accordo. Andiamo dall'altro. I nomi molto carini, qui proprio si sprecano, ce ne sono tanti, cari amici del G, e quindi vado a cercarne un altro, e già l'ho trovato. Ma questo però è un nome di un certo livello, Pronto? Sì, pronto, dovrei parlare con Tacito, e dico poco. Parlare con Tacito, è possibile parlare con Tacito e dico poco? Mamma? Ho detto mamma o ho detto nonna? Non lo so. Vediamo. Tacito.
è un nome impegnativo. Pronto? Pronto? Chi parla? Buongiorno signora, volevo parlare con Tacito io. Con Tacito non ci parla. Perché non ci parla? Ah, non me lo dica! Chi No, parla? non me lo dica, Tacito, anche lui? Sicura? Ma dei Taciti sono due. Sì, ma io, lui, dico, lui. No, lui non c'è più. Non c'è, oh, ma... Tu scusi, chi parla? Sì, purtroppo, peccato. Chi parla? Peccato. No, io sono Ilo. Ilo? Sì. Beh, mi dispiace perché Tacito, cioè, certo doveva avere una certa età perché nacque intorno al 55 d.C., no? Più o Ma meno. scusi, ma chi è lei? Fu di origini nobili però, sa? Sì. Ma mi dice chi è lei? Chi è lei? Forse, secondo me, nacque nella Gallia Narbonese, quindi in Francia. No, Sì. per piacere. Però qualcuno dice che è nato a Terni. Lei cosa dice? No, lui è nato a Campiglia Marina. A Campiglia Marina. Mi dice un po' Ma lui chi era è di una lei? famiglia ricca e molto influente, Ma di mi dice chi rango è equestre. Di rango equestre. Cioè quelli che quando fanno il monumento li mettono sul cavallo. Sì? Ma dove è andato a finire? Stavo parlando di Tacito. Ma io bisogna riamare. Ma faceva una storia di suo marito. Ma io non lo so. Vero? Vediamo un po'. Pronto? Sì, pronto. Io parlavo con la vedova di Tacito prima, Sì. che è sicuramente la figlia di Gneo Giulio Agricola, no? Perché lui nel 78 d.C. sposò la figlia di Gneo Giulio Agricola. Senta, la figlia di Gneo. ci ha letteralmente rotto i coglioni. Letteralmente? Sì. Ma lei sa che sto parlando di Tacito? Sì? Lei sa chi è Tacito? Sì, senta, io so chi è Claudio. Claudio? Figliolo di Tacito, che se Figliolo non metti di- di rompere i coglioni, la chiappo per i piedi la apro come un ombrello. Ha capito? Ma se non piove? Se non piove la sbataccio nel muro come una pelle di conigliolo, va bene? E se non c'è il muro? E se non c'è il muro? Fava, imbecille. E se non c'è la fava? Addio. Ma io cercavo di essere vero, ma perché? Ma io mi domando e dico, di essere carino, parlavo di Tacito, il famoso Tacito. No, cioè, vabbè. Vedi a volte le persone come sono a volte nel mistero. Dunque, andiamo avanti, sì, abbiamo tempo. Sì, certo. Sentito però, se non c'è quello, se non c'è quell'altro. Va bene, andiamo avanti. Telecomitato. No, dai, ho trovato un bel nome anche qui, perché mi divertono molto i nomi di questo posto. Fammi riprovare. Fammelo riprovare. Aspetta. Telecomitato. Ho capito. Ho capito. No, quando uno capisce, perché se uno capisce bene, se non capisce, a volte dovrò fare i conti con Claudio, il figlio di Tacito, insomma. Eccolo qua, ho trovato un altro. Vediamo questo. Mamma mia. E poi se la pigliano, perché probabilmente questo non sapeva nemmeno chi era Tacito, vero? Di cui stavo dando dei dati anagrafici, o via. Ecco. Ma che lo so io. Pronto? Signora, avrei bisogno di Argo. Glielo passo. Oh, grazie, finalmente. Argo, era l'ora, Sì, Argo. Ma... Sì, pronto? Oh, Argo? Sì. Ah, bene Argo. Come va? Tutto bene? Ma ci vedi? Sì, ci vedo. Non ti conosco? No? Sei sicuro? Argo? Oh, Ma io mi chiedo se tu sia veramente Argo. sì, Sei Argo? sì. Sicuro proprio quello lì? Ma io direi. Vedi, questo è il problema. Ma tutto bene? Sì, Cioè, gli occhi ancora tutti a posto? Cioè, sì. No, nel senso che, cioè, non te ne manca nemmeno uno? Argo? Oh, Argo!
Oh, Argo! oh. Oh, ecco. Perché io a volte mi chiedo, ma te, Argo, ci vedi bene? Se te ci vedo e ci sento anche. Ah, questo mi fa molto piacere, sai, perché a volte dicevo, ma guarda, perché insomma effettivamente hai tutto quello che serve per vederci bene, giusto? Mm. Ecco, sì. Argo, tu non hai capito nulla, te. Oh, Oh, e nemmeno io. Mm? Oh, chi sei? oi oi. Argo, Oh, ha presente? Oh, io, figlia di Inaco, re di Argo e della ninfa Melia, mentre rientrava nella casa paterna fu fermata da Zeus, che le dichiarò il suo amore e le propose di crearsi una dimora nel bosco, dove nessuno l'avrebbe molestata dal momento, tranne i Pacciani, dal momento che era sotto la sua protezione, dove lui avrebbe potuto andare a trovarla ogni qualvolta desiderasse. Io, spaventata da quelle parole, iniziò a fuggire, ma Zeus, non volendo rinunciare a lei, la inseguì sotto forma di nube. Le piace? Ti piace, Argo, questa cosa qua? Argo? oh, Hai capito? Io, Capito. figlia di Inaco, re di Argo, e re di Argo. Hai capito? Mm. Poi? Allora, senti. Non ancora tranquilla, Era preferì affidare la custodia della giovenca ad Argo. Orrido mostro da 100 occhi. Hai capito chi è? Chiamato dai greci Panoptes, cioè che vede tutto. Figlio di Arestone o di Gea o di Inaco secondo altri e di Micene. Quindi, allora, io in ogni momento era controllata dagli occhi di Argo, perché gli occhi di Argo non erano posti tutti sul capo, ma in tutto il corpo, Argo. E si riposavano a turno, mentre 50 occhi riposavano, gli altri 50 vegliavano. Capito? Mm. Argo? Ho capito, sì. Tu sei un guardone di nulla. Tu sei un guardone di nulla. Eh? Un orrido mostro dai 100 occhi, ti rendi conto? Ma lasciala fare la povera io. Lasciala vivere. A guardare con 50 occhi e poi con gli altri 50. Tu c'hai su tutto il corpo, tu sei pieno di occhi. Ma un orzaiolino? Nulla? No, Mai? no. Oh, ma ragazzi, Argo, tu sei tremendo, eh? Senti, ma come ti fa a trombare, scusa se te lo chiedo? Cioè, come facevi? Con tutti gli occhi lì. Oh, Oh, a te non ti si può nemmeno chiedere, oh Argo, chiudi un occhio, via. Chiudiamo un occhio, se tu ne chiudi uno te ne vanno 99. Capito? E quindi il problema, vero? via, finiva Il tempo scorreva triste per la povera io, costretta di giorno a pascolare e a beverare presso fiumi fangosi e di notte a essere legata con un collare per non scappare via. E te sempre lì a guardarla. Guardone, ti facevi le seghe. Lo so, Argo, ti facevi le seghe. Segaiolo. Vado via. Povero Argo, povero. Via. Sì. Ma quante osse so, A memoria poi, hai visto? Hai visto che roba? Lo so, sono fatto così io, vero? Sì. Vediamo un po', abbiamo tempo. Poino. Se trovo un altro bel personaggio con un nome povero Argo, lui non ha capito nulla, gliel'ho detto io, ma ho capito po' anch'io. In ogni caso, facciamoci l'ultimo, Olindo, ma dai, Olindo, sì. Vediamo se si riesce a trovarne un altro morto, così si chiude in bellezza. Oh no, Olindo non mi dà nessuna. Questo allora è Nubio, Ma dopo li trovai, Toscana bella, meravigliosa, dove tu trovi questi nomi fantastici? E per forza poi da quelle parti viene fuori il mago Anubi, per forza. Tu ma dite, Enubio. Vediamo un po' se mi risponde Enubio. Non mi risponde. Pronto? Ah, ciao, senti, sai dirmi qualcosa di Enubio? Sì, te lo passo. Oh, brava, Enubio, grazie. Oh, chi sarà Enubio? Ci sarà un Enubio
nella mitologia, Non lo so. Pronto? È Nubio? Sì? Oh, come stai? Bene, abbastanza. Mi fa piacere, Sì. È Nubio. Io ti ho cercato da tutte le parti, ma qui non tu risulti. Come non risulto? Non tu risulti? No. Ma te chi sei? Io per ora non lo so chi sei. Sono Argo. Argo? Argo, sì. Ah, Argo e le viene a ballare? Sì, Sì, è Nubio, sono quello. Sì. Capito? È Nubio. Ma io per ora non ci sono ancora dentro. Comunque va bene, dimmi tu. È Nubio, che ti devo dire? Prova a infilarlo. Se tu sei ancora dentro, tu lo infili e vedi un po' se ti c'entra, no? Sì. Che tu dici? Che ti dico? È Nubio, non trovo nessuno, cioè, io fa una piccola ricerca, no? E al tuo nome un risponde. Come venuto fuori questo nome Nubio? Era un problema questo nome. A me Argol era un mostro di 100 occhi, dice Argol esisteva, no? Ma è Nubio chi è? E lui è peggio, Da dove viene Nubio? Ma che ne so di dove viene, l'hanno trovato, si vede nel bosco. Nel bosco? Fra funghi? Va bene, via, io bisogna che ti lasci, mi c'ho da andare via. E dove tu vai? Dove vai? A fare una passeggiata al mare. Uno che si chiama Enubio va a fare una passeggiata al mare, ma fa venire le nubi te, Enubio, tu sei quello e fa venire le nubi. Va bene, almeno che lo vesti. E tu fa piovere, e via, dai, ciao, sta a casa, Enubio, sta a casa e la gente al mare poi la dice piove e spende inutilmente quattrini. Ma guarda, a volte in nome c'è veramente il succo della persona, Di che succo amaro. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.